Buongiorno a tutti e ben ritrovati. In questa lezione, che è diciamo l'ultima di tecniche basilari prima di partire con i consigli del maestro Kageyama, affronteremo delle tematiche un po' particolari. Possiamo chiamarle dei trucchi per riuscire a volgere alcune situazioni a nostro vantaggio. Io le chiamo impropriamente dei trucchi. Se mi sente un purista del Go probabilmente mi crocifigge, ma li chiamo così, mi piace chiamarli così perché sono delle situazioni un po' strane, un po' particolari, che all'occhio di una persona inesperta possono passare quasi inosservate. Invece, se si riescono a padroneggiare bene, a manipolare bene, possono portarci dei vantaggi molto importanti all'interno della partita. Grazie ancora quindi per l'attenzione che vorrete prestare a questa lezione e buona visione e buon divertimento con il gioco del Go. Allora, questo primo trucco si chiama l'unione del bambù e consiste in questa forma qui, ovvero due pietre unite di fronte ad altre due pietre unite. Devono essere almeno due, per cui se capita in una partita che ne abbiamo anche più di due, tanto meglio, però due sono sufficienti. In cosa consiste questo trucco? Consiste nel fatto che se noi nello sviluppo delle nostre forme riusciamo ad ottenere una forma analoga a questa, sappiamo per certo che i due gruppi che la compongono, anche se momentaneamente separati, possono essere uniti in qualsiasi momento. Perché se bianco tenta di separare nero, nero congiunge lì e viceversa. Se bianco tenta di separare lì, nero congiunge. Per cui questi due gruppi saranno sempre uniti. Qui abbiamo un esempio pratico. Abbiamo un gruppo di bianco schiacciato da nero, ma comunque il gruppo di bianco è vivo perché ha almeno due occhi, qui c'è neanche eventualmente un terzo, mentre nero ha dei gruppi che sono separati. Io qui non ho sviluppato nulla per concentrare l'attenzione lì, però potremmo immaginare che ci sia bianco che abbia circondato tutto nero. Cosa osserviamo qui? Osserviamo che nero ha due gruppi separati, entrambi con un occhio solo, quindi questo gruppo qui ha un occhio qui e questo gruppo qui ha un occhio qui. Per cui se fossero completamente circondati da bianco, eccetera, questi due gruppi, visti così come sono, potrebbero essere catturati. Però notiamo per l'appunto che questa forma qui, il bamboo joint, la si vede in questa posizione, vedete? E anche in questa posizione qui, 2 e 2. Questo cosa significa? Che se ad esempio qui bianco, che è forte perché ha una forma viva, vuole tentare di dividere nero, nero con una semplice mossa connette i due gruppi e crea un gruppo vivo. Se bianco stesse circondando nero qui in alto, in questo modo qui, poniamo che continui e voglia entrare per separare nero, allora nero connette sotto e ottiene sempre lo stesso risultato. Analogamente qui, se bianco volesse cercare di catturare, a meno che nero non si distragga, ma nero qui ha la possibilità di connettere questo gruppo al resto del gruppo vivo. Cosa ho da dire di questa posizione? C'è da dire che, visto che questa è una posizione che obbliga, in questo caso nero, a rispondere,
è sicuramente un caso in cui bianco può sfruttare per un'eventuale battaglia di Co in atto. Ricordate quando parlammo della battaglia dei Co? Benissimo. Se bianco qui sta giocando un Co e vuole minacciare nero, può fare una mossa del genere. Se nero non risponde perché vuole continuare a giocare sul Go, bianco insiste e divide i due gruppi e ne uccide uno e anche due. Per cui questa può essere utilizzata come minaccia Co. Per cui in generale ricordate, quando avete delle potenziali minacce, cercate sempre di tenerle sotto controllo. Il bamboo joint è una buona cosa perché permette, come abbiamo detto finora, di connettere due gruppi, però può essere anche giocata contro di noi nel caso ci sia una battaglia di Co aperta, perché è una mossa Go-Te, cioè una mossa che costringe noi a rispondere a un eventuale attacco di bianco. Qui invece voglio farvi vedere quest'altro trucchetto. Allora, come abbiamo parlato le volte scorse della pericolosità dei tagli in seconda linea, volevo far porre la vostra attenzione in questo caso particolare. Questo è un doppio taglio in seconda linea. Come dicevamo la volta scorsa, quindi un taglio in seconda linea è protetto di per sé, perché una pietra giocata in quella posizione lì può essere catturata con poche risposte, in questo caso da parte di nero. Però volevo introdurvi un concetto che verrà esemplificato adesso con un taglio in seconda linea, ma che può essere sviluppato in molti altri casi all'interno del Go. Ed è il concetto del sacrificio, ovvero io sacrifico una mia pietra, quindi la voto alla morte, per ottenere un vantaggio molto più alto. Poniamo ad esempio che la situazione sia questa, come dicevamo a suo tempo, se io gioco una pietra lì, qui nero basta che faccia una mossa, ho una libertà e anche se scappo per ottenere due libertà, nero giocando o qui mi cattura queste due pietre qui. Per cui facciamo invece adesso l'esempio che vi stavo facendo prima. Attenzione a questa sequenza. Io gioco la mia pietra di là, nero si difende e adesso gioco la mia pietra di qua, mettendo in Atari questa. Nero allora qui cattura la mia pietra, ma cosa è successo da questa parte? Ho lasciato questo gruppo con due libertà, quindi uno, nero anche se qui risponde non può fare assolutamente niente e io catturo tutto il gruppo. Questo è un piccolo esempio del concetto di sacrificio. Può essere usato in mille altri modi. Qui l'abbiamo utilizzato per esempio per catturare queste pietre che erano in questa posizione qui. Ma possono essere usati questi, diciamo, trucchi anche per connettere dei gruppi che sono separati e per molti altri casi anche in situazioni al centro del Goban. Per cui facciamo un primo corollario: secondo taglio è pericoloso oppure è ben protetto, dipende dai punti di vista, però può essere sfruttato anche a nostro vantaggio attraverso questo piccolo movimento. Ecco qui un altro esempio molto interessante. Cosa abbiamo qui? Abbiamo un gruppo di nero forte, nel senso che è vivo, che ha due occhi, un gruppo di bianco che sta circondando nero e che ha un abbozzo di territorio molto ampio. Se la partita dovesse chiudersi con bianco che riesce a chiudere il suo territorio qui otterrebbe un numero di punti molto elevato. Poniamo che la mossa tocchi a nero e siamo in questa condizione qui. La mossa che vi sto per indicare
viene denominata il salto della scimmia. Ed è una mossa molto interessante e anche una delle mie preferite, perché permette, attraverso una sequenza ben determinata, di rubare molto di questo territorio che sta facendo bianco. E quindi una mossa che andrebbe giocata generalmente verso il medio fine gioco, quando ormai tutto il Goban è stato riempito e bene o male siamo nella fase in cui si va a consolidare il punteggio. Quando si sviluppa la possibilità di fare un salto della scimmia, è necessario partire da un gruppo, in questo caso nero, forte, che abbia una pietra giocata in seconda linea, diciamo un'ultima pietra, un ultimo baluardo di questo gruppo giocata in seconda linea, per cui qui, e bisogna che bianco, in questo caso, abbia una pietra o più pietre giocate in terza linea. Okay? Se bianco è più basso, il salto della scimmia non funziona. Allora si pratica un ogeima partendo da questa pietra, quindi un grande salto del cavallo. 1, 2, 3, eccolo qua. Quando questa mossa è applicata, il salto della scimmia in questa fase è già riuscito. E per quanto strano vi possa sembrare, questa pietra qui è connessa a questa, se non facciamo errori. Per cui bisogna imparare bene la sequenza. Allora adesso io vi mostrerò l'esatta sequenza che dovrà fare bianco per cercare di ridurre al minimo il danno che può portare nero. Questa risposta di bianco, peraltro, prevede anche il sacrificio di una pietra. La risposta ad un salto di scimmia è questa. Bianco qui, nero qui, bianco qui, nero cattura. Ecco la pietra di sacrificio. Bianco qui, Atari per nero, nero difende, bianco protegge questo taglio o qui o qui. Nero è praticamente connesso. Ecco, vedete adesso, a prescindere da quello che farà bianco, per esempio bianco potrebbe minacciare di tagliare, nero connette. Vedete da prima a dopo quanto spazio ha rubato a bianco nero. È riuscito a dimezzargli praticamente il territorio e di conseguenza il punteggio che poteva ottenere. Se il salto della scimmia non è contrastato con la sequenza di mosse che vi ho fatto vedere adesso, che sono il minimo della pena, diciamo, per fare in modo che in questo caso nero rubi il minimo dei punti, il danno di nero può proseguire ben oltre. Per cui se chi subisce il salto della scimmia non conosce bene la sequenza, è molto probabile che vada a perdere molti più punti. Per cui se nero fa il suo salto della scimmia, di nuovo, e bianco non sa che deve rispondere qui, ma magari cerca di arrivare in questa posizione, nero basta che faccia così. Bianco non può giocare lì perché già in Atari nero lo catturerebbe. Allora magari può venire qui per minacciare il taglio e nero unisce. E se bianco viene avanti, nero qui può proseguire all'infinito praticamente, perché bianco lo rincorre. Vedete? Bianco lo può mettere in Atari, nero chiude. Bianco deve proteggere questo taglio per forza. E guardate che disastro che ha combinato nero. Un'altra risposta tipica di bianco che può non impensierire il nero durante il salto della scimmia è che dopo aver saltato il bianco voglia fare una cosa del genere. Beh, qui nero può continuare comodamente ad andare avanti. Anzi, qui.
bianco qui potrebbe provare a chiudere e fare la sequenza iniziale, allora nero continua la sequenza, bianco va qui per mettere in Atari quelle due, nero mangia, bianco va qui, nero connette, bianco deve proteggere sempre quel taglio lì, bianco qui è connesso e guardate anche qui quanto spazio ha tolto. Il salto della scimmia è un ottimo modo per ridurre il territorio avversario se si verifica questa particolare condizione. Un altro aspetto curioso nel gioco del Go è quello che gli inglesi chiamano snapback. Il termine giapponese è uttegaeshi e consiste in questo tipo di operazione. Se noi osserviamo questa forma, quindi bianco che circonda nero, osserviamo che abbiamo qui un Toraguchi, quindi una bocca della tigre, che mi protegge questo taglio. Per cui agli occhi di due giocatori inesperti, in questo caso sia nero che bianco, verrebbe spontaneo pensare: bianco non gioca lì perché viene mangiato. Ok? Di conseguenza l'unica cosa che bianco si potrebbe sentire di fare è giocare qui per forzare la connessione di nero al suo gruppo, in questo modo qui. Quindi lato nero, diciamo nero inesperto, nero neofita, dice: mi sento tranquillo perché qui non mi giocherà mai nessuno. Lato bianco, anche lui neofita, dice: non gioco lì perché me la cattura al massimo, lo forzo qui. Benissimo. Ma poniamo invece adesso di avere un nero neofita e un bianco un po' meno neofita. Se bianco va a giocare proprio dove nero non se l'aspetta, scusate, cosa succede? Che nero dice: come preventivato io gli catturo la pietra. Ma cosa potete notare? Che appena catturata questa pietra, con questa pietra che ha giocato adesso nero, questo gruppo è automaticamente in Atari. Per cui nero, scusate bianco, rigiocando lì, cattura tutto il gruppo di nero. Ecco qui l'uttegaeshi o lo snapback. Ve lo faccio rivedere. Quindi abbiamo due pietre qui di nero, quindi bianco minaccia, nero cattura, nero, bianco rigioca e cattura tutto nero. Snapback. Eccolo qua. Questa è una cosa che appunto chi è poco pratico non sa che esiste e che si può ottenere. Chi è un po' più esperto la sfrutta a suo vantaggio. Di conseguenza, se bianco è un po' più esperto e vede una situazione del genere, lui sa già per certo che quelle pietre lì sono già morte, a meno che ovviamente nero non utilizzi una sua mossa per connetterle in questo momento. Dipende poi da quello che c'è in giro per il Goban, però una mossa del genere giocata per salvare solo due pietre potrebbe essere una mossa sprecata che poi bianco può riutilizzarsi e rigiocarsi in giro, magari in casi più importanti. Questo è un esempio con solo due pietre, ma ci sono casi in cui il gruppo di pietre che viene, diciamo, rimangiato indietro con lo snapback è anche molto più corposo, per cui può fruttare anche un bel po' di punti. Altro vantaggio dello snapback è che generalmente, visto che è giocato all'interno di una forma, ricatturando tutto, si crea dello spazio vitale per formare eventuali occhi e quindi far vivere dei gruppi che magari non sono messi tanto bene. Qui invece volevo portare la vostra attenzione al principio di forma morta, ovvero una forma che nonostante abbia uno spazio interno che può dare la possibilità di creare degli occhi, in base a chi ha il sente
questa cosa può essere vera o falsa. Non badate a questa forma d'angolo che utilizzerò dopo per farvi una prova pratica. Poniamo ad esempio che la mossa tocchi a bianco. In tutte queste forme qui, se bianco gioca in un particolare punto, ovvero qui, 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 qui e qui, riesce in tutti i casi a farsi, vedete, due occhi, qui addirittura 3, qui addirittura 4, 2, uno qui e uno qui. In poche parole riesce a vivere. Ma poniamo che la prima mossa ce l'abbia nero. Se nero va a giocare esattamente sullo stesso punto che è il punto vitale, ed ecco qui un altro proverbio del Go che dice che il punto vitale mio è anche il punto vitale dell'avversario. Se nero gioca in queste posizioni, bianco non ha nessuna possibilità di vivere. Perché se anche bianco volesse ad esempio provare a catturare quella pietra, questo sarebbe uno snapback. Qui addirittura se bianco volesse provare a far così o così, sarebbe già in Atari. Anche qui, giocando qui, sarebbe in Atari. Qui non sarebbe in Atari, però anche se nero può giocare non è importante. Nero cattura tutto. Ecco, queste sono appunto forme morte, ovvero forme che nonostante tutto, in base appunto a chi ha il sente, cioè chi ha la prima mossa, possono venire uccise dall'avversario. Adesso vi faccio un esempio qui in alto, una situazione un po' più verosimile e legata a quella che potrebbe essere una partita reale, ovvero il concetto di cattura non partendo dall'esterno come abbiamo visto fino adesso, ovvero circondo tutto e poi catturo, ma partendo dall'interno, facendo la mossa che parte appunto dall'interno e che si chiama Nakade. Qui lo scopo di nero è uccidere questo gruppo, quindi fa il famoso Nakade, gioca all'interno. Poniamo che bianco per l'appunto non sia molto pratico e si senta un po' a disagio perché non sa come rispondere, allora una sequenza potrebbe essere ad esempio quella che vi sto facendo vedere. Bianco qui ha paura perché si vede lo spazio ridurre e non sa come va a finire la situazione. Allora nero potrebbe venire giù di qua. Ed ecco che nero ha raggiunto il suo scopo. È riuscito a creare una forma che è per l'appunto il Baked Fire, che sarebbe questa qui, che se catturata genera una forma morta. Ora adesso bianco non può giocare qui subito, perché se giocasse qui per mettere in Atari questo gruppo in realtà si metterebbe in Atari da solo, per cui nero qui lo catturerebbe. Allora bianco prima di fare quella mossa deve connettersi. Nero qui può anche non fare nessuna mossa e può continuare a giocare da qualsiasi altra parte, quindi bianco vuole provare a catturarlo perché partiamo dal presupposto che bianco non conosca questa forma. Nero gioca da un'altra parte e bianco lo cattura
ed ecco che catturandolo si è creata la forma morta di cui prima, per cui a questo punto nero rigioca in questa posizione e questo gruppo è morto. Ecco quest'ultimo concetto che per oggi voglio spiegarvi, ed è il concetto del seki, ovvero di una relativa parità. Che cos'è il seki per la precisione? Allora, osserviamo questi due gruppi. Abbiamo questo gruppo di bianco che non è vivo, questo gruppo di bianco che non è vivo, abbiamo questo taglio che è abbastanza ben messo perché ha la possibilità di scappare verso il centro, per cui di mantenere un certo grado di libertà. Qui abbiamo un gruppo di nero forte perché ha già un occhio fatto e qui c'è uno spazio per mantenere l'occhio, e un gruppo di nero che circonda questo gruppo qui, che anche questo si può determinare che sia abbastanza forte, nel senso che ha un sacco di libertà ed ha spazio per scappare da quella parte. Cosa osserviamo? Queste due piccole pietre di nero qui. Provate a fare attenzione a quello che può succedere. Nero, se gioca lì per mettere in Atari bianco, vedete, in realtà si mette in Atari da solo. La stessa cosa se prova a mettere in Atari questo gruppo di bianco, vedete, questo è l'Atari, si mette in Atari da solo. Per cui nero non potrà mai giocare né qui né lì, perché altrimenti viene catturato istantaneamente da bianco. E per bianco com'è la situazione? Esattamente analoga. Bianco se gioca lì per mettere in Atari nero si mette in Atari da solo, e se gioca lì per mettere in Atari nero si mette in Atari da solo. Ecco che un seki è una situazione di stallo in cui nessuno dei due giocatori gioca perché in entrambi i casi l'altro catturerebbe l'altro, per cui è proprio uno stallo, una situazione che non dà nessun risultato. Se si gioca con le regole giapponesi, alla fine della partita, una volta che i due giocatori concordano che una situazione è da considerarsi un seki, tutti i punti relativi a quella porzione di Goban non vengono dati né all'uno né all'altro. Per esempio, in questo caso qui bianco, nonostante questa sia una situazione di seki, avrebbe uno spazio qui e uno spazio qui che gli frutterebbero 2 punti. Però, per come sono concepite le regole alla giapponese, diciamo, visto che sono comunque dei gruppi non vivi, anche questo punto qui non viene concesso. Il seki è una situazione che si può creare o per disattenzione da parte di uno o dell'altro giocatore, ma che si può anche ricercare nel caso non ci sia la possibilità di fare un gruppo vivo. Quindi può essere utilizzata come, passatemi il termine, rifugio, in modo da creare questo tipo di situazione e fare in modo che alla fine quel punteggio lì non vada né all'uno né all'altro e non ci sia una perdita né per uno né per l'altro giocatore. Questi sono tutti abbozzi che vi ho dato fino ad ora di quelli che possono essere considerati questi trucchi tra virgolette nel gioco del Go. Ognuno di questi va studiato, ricercato nelle partite e curato molto affinché diventi veramente efficace. Però così avete potuto fare un passo in più di nuovo verso un mondo più ampio. Io vi ringrazio nuovamente per l'attenzione, spero che questa lezione vi sia piaciuta, ma soprattutto che vi sia stata utile, e ci vediamo alla prossima. Arrivederci.